Let's get in. 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 It's like that. Il tiro, Alberto Palotti, calcio in porta, ed un gol meraviglioso, con il Mancini, calcia, Bianchetti, un gol bellissimo, giocata invece in avanti di Oxa per Novelli che la fa passare, ha segnato il Pigasio, la palla rimane lì, il tiro, e l'1-0 dell'Ospitaletto, per Lingue era di rigore. La sentenza di Lingue, nono gol stagionale, vantaggio casatese. il pallone passa per Padua, Panatti in area, Panatti supera il difensore, Panatti dentro, e gol! E poi il tiro rete! Ha segnato la preparazione! Amici di Beppe TV, buonasera, ben ritrovati. Puntata numero 21 di D-Time. Parleremo del girone B, 23esima giornata in archivio. Ospitaletto 4 punti in 7 giorni e va a più 6. Desenzano rallenta. Folgore Caratese vince, convince ed è seconda. Varesina solo 3 punti nel nuovo anno, quindi è crisi. Palazzolo manca la continuità. Prima di presentare gli ospiti vado a salutare i miei compagni di viaggio e inizio, come sempre, dallo studio e oggi abbiamo qui per la prima volta Ivan Oioli. Ciao Piero, buonasera a tutti, ai telespettatori e sono contento di essere qui e di fare questo esordio. Allora, Ivan Oioli, telecronista di Beppe TV, ieri ci ho voluto provare come bordocampista
Mi sembra che è andata bene. Com'è andata? No, allora ti dico, un'esperienza nuova, è, è un modo diverso di vedere calcio, lo vedi, perché lo vedi proprio dal rettangolo verde, no? Poi è stato esordio bagnato, quindi c'era anche la pioggia, Fortunato. stai attento al microfono, stai attento a di tutto, però è stata una bella esperienza anche perché nel secondo tempo ho avuto l'opportunità di vedere il duello Trencev-Camarlinghi proprio in primo piano. Peccato non aver visto gol, perché comunque da bordo campo è sempre un'esperienza, però è stata Però una bella è bello partita. veramente vedere dal bordo campo la Serie D comunque. Lì è Bello. calcio vero, diciamo così, vero? Sì, sono assolutamente d'accordo, è stato molto interessante, ti dico, molto bello perché senti anche i rumori, no? Le parole, gli audio del campo, quindi confermato. Andiamo Confermato. avanti a presentare il mio compagno di viaggio, Lorenzo De Meo. Ciao Lorenzo, Piero, ciao Ivan, buonasera a tutti. Buonasera Lorenzo. come stai? Stai bene? Molto bene, grazie. Ieri mi dicevi che hai visto, sei andato in eccellenza, quindi vabbè, non è questa la trasmissione, ma 30 secondi, Mappello merita di essere dov'è, quindi l'anno prossimo quasi sicuramente farà parte di D-Time. È probabile, la classifica dice quello, una ottima squadra, ben costruita, organizzata, forte in tutti i reparti, ha saputo speculare su un vantaggio, ha gestito, ha sbagliato con calcio di rigore che è stato neutralizzato dal sempreverde Acerbis. Complimenti, Mappello, ottima compagine. Bene, andiamo avanti a salutare a presentare i nostri compagni, i nostri ospiti, scusate. Partiamo da Giacomo Laurino, di S. Desenzano. Ciao Giacomo, Ciao Piero, buonasera a tutti. Buonasera direttore. come stai? Ciao, buonasera. Come stai direttore, giusto? Come stai direttore? Che arrivi da un periodo non tanto bello. Un po' raffreddato, infatti, per quello, vedi? È la pioggia di ieri, direttore. Cioè, No, dai, è un momento in cui non riusciamo a concretizzare tutta la mole di gioco che produciamo, quindi se mi chiedi come sto, è chiaro che non sono felice, però sono sereno, dai. e mercoledì come l'avete presa? Non l'abbiamo presa bene perché abbiamo perso un derby importante col gol di Alberto, quindi il copione perfetto per il Palazzolo, sicuramente non per noi. Ma però ha, è una ha partita... fatto più male perdere il derby o prenderci un gol da Paloschi? Bah, entrambe, faccio fatica a dirti cos'è peggio. Sceglimi Il gol di Alberto me lo una, aspettavo, quella che ti ha guarda. dato più fastidio. Era un copione già scritto, quindi il gol di Alberto me lo aspettavo, sono sereno. Gli ho fatto i complimenti a fine partita perché ha fatto un gran gol, però era già scritta. Va bene, continuiamo a presentare i nostri ospiti. Andiamo da Paolo Musso, lui sorride sempre. Ciao Paolo. Piero, ciao a tutti. Ascolta, io ti dico una cosa, io mi ritrovo senza capelli perché ho perso una scommessa perché ho detto che ieri l'Ospitaletto vinceva. Ecco. Quindi la mia scommessa era tagliarsi i capelli, io mi sono tagliati i capelli, colpa tua, ok? No, devi ringraziare Gningue che ha fatto un gran gol al 94esimo, se no avevi ancora i capelli. Ma no, porco cane, no, allora me la prendo con l'arbitro, va benissimo così. Ok, andiamo da Marco Zanardini di S Palazzolo. Ciao Marco, Ciao a tutti, Buonasera Marco. buonasera. come stai? Bene? Stai bene? Contento per mercoledì? Sì, sì. Faccio domande giuste, eh? Quando si vince si è sempre contenti Ma e quando si perde che... sì, quello è logico, ma la tua contentezza era nel derby o che ha segnato Palò? Cioè, sono magari quelle piccole cose che, quelle soddisfazioni, non lo so, qualcosa che c'è, magari, sai, ti ha segnato Paloschi, l'ho appena portato via e ha segnato, no? Sono contento perché, ripeto, quando si vince si è sempre contenti. Poi è toccato a Alberto mercoledì e sono contento per lui perché sai il rapporto che ho con Alberto e veniva da un periodo di inattività dovuto a un infortunio, ma se il gol vittoria fosse arrivato da qualcun altro sarei stato ugualmente felice. Sei felice di essere a Palazzolo? Domanda scontata, ma te la faccio per come sta andando. Cioè, stai lavorando, stai facendo un gran lavoro comunque, al di là di tutto, stai facendo un gran lavoro perché cambiamenti, devi cambiare, devi proprio creare la tua squadra, quindi ci stai riuscendo? Sta pian piano diventando la tua squadra? Sono contento di essere a Palazzolo e diciamo che mi tengo impegnato, dai. Non manca il lavoro, non Sì, manca il lavoro. no, a parte gli scherzi, no, sono contento, mi sto trovando bene e questo è importante. Sta Ho trovato diventando la tua sicuramente una squadra piano società- piano? Piano piano stai riuscendo? Cosa?
Piano piano stai riuscendo a farla diventare la tua squadra come la vuoi tu? Che non è mai facile al campionato in corso. Sicuramente sto cercando di portare le mie idee. Ci vuole tempo però, perché lo sapevo benissimo che non potevo in questo mercato che già è particolare di suo fare tutto quello che volevo, tutto quello che pensavo. Ci vuole tempo e è iniziato un percorso, dai. Giusto. Andiamo a presentare l'ultimo nostro ospite, Angelo Panatti, attaccante del Sant'Angelo. Ciao Angelo. Ciao Angelo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, allora Angelo, come sta andando a te a Sant'Angelo? Come è andata ieri? Ma ieri, io ti dico bene, sono felice qui. Ieri, secondo me, cioè io sono rimasto un po' amareggiato, anche se l'ho vista dalla tribuna che ero squalificato. Perché secondo me potevamo portare a casa i 3 punti, poi è stata una partita un po' sporca, diciamo, per il campo. Diciamo che i punti, secondo me, potevamo andare a prenderci 3 punti, poi qualche episodio noi, qualche episodio loro, è andata così. Ci teniamo il pareggio e speriamo di andare a vincere contro il Chievo. Marco Zanardini, della partita di ieri, le parole di Angelo ti piacciono, non ti piacciono? Meritavate voi? C'è qualcosa che non va? Ma no, le parole di Angelo sono secondo me corrette. È stata una partita, come ha detto lui, condizionata dal campo, ma non è un alibi né per noi né per loro, assolutamente. È stata una partita, è stato un incontro di box, le abbiamo prese, le abbiamo date, sono partiti forte loro, hanno avuto una grande occasione dopo un minuto e mezzo, hanno avuto secondo me un po' di dominio nella prima parte del primo tempo. Poi abbiamo avuto noi un'occasione importante con Spaviero il primo tempo, e il secondo tempo c'è stata quella grande parata su Paloschi e poi c'è stata questa traversa di allievi, però all'ultimo minuto loro hanno avuto l'occasione per vincere la partita, proprio mancava forse un minuto, forse 2. Tutto sommato, ti dico, potevamo perderla, potevamo anche vincerla. Secondo me il risultato del pareggio è un risultato corretto. Ma il campo vi ha penalizzato, perché so che il campo del Sant'Angelo non è proprio ai livelli, insomma, della categoria. Vi ha penalizzato un po', Marco? Guarda, è difficile che io mi attacchi a questi alibi del campo. Il campo sicuramente ne abbiamo trovati sicuramente di migliori, non era sicuramente il massimo, però come non permetteva di fare un gioco spumeggiante a noi, non ha permesso neanche a loro di giocare magari come loro sanno. Angelo, sicuramente era un campo molto molto pesante, quello sì. Angelo, voi siete abituati a giocare su questo campo o era soltanto domenica che comunque aveva questo problema? O magari arrivate... No, diciamo che quando è iniziato il freddo qua ha incominciato a peggiorare, ha preso tutti i colori possibili quel campo lì, tranne che verde. Però dai, ci abbiamo fatto un po' l'abitudine, poi secondo me per la squadra che siamo noi, che comunque abbiamo tanta grinta, tanto ritmo, ma siamo anche una squadra per me molto tecnica, magari in casa ogni tanto perdiamo qualcosa. Bene, io vedo Paolo che si tocca i capelli. Paolo, mi dai fastidio che ti tocchi i capelli, lo sai? È una sfida, è una sfida ho perso nella veramente sfida. questa cazzo di scommessa. È una sfida nella sfida. Devo andare a tagliare i capelli perché sono lunghi, quindi è per quello che me li tocco, perché mi danno fastidio. Beato te, io invece ho perso la scommessa per colpa tua e guarda qui come mi ritrovo. Va bene, Ivan. Cominciamo un giro di domande. Facciamo un giro di domande così fai il debutto anche tu. Dai, allora io riparto un po' da dove ho finito ieri, no? Che ho chiuso sul campo del Desenzano con l'intervista anche a Cardella, che gli ho fatto anche la domanda perché arriva uno 0-0, è passato un attaccante, quindi ne ho approfittato, chiedendogli che cosa fosse mancato di fatto al Desenzano per vincere contro un arconatese che comunque, io faccio una sottolineatura perché da bordocampista si è visto un Livieri molto vulcanico, cioè guidava molto bene la squadra e infatti la squadra rispondeva perfettamente ai comandi dell'allenatore. Quindi la domanda la faccio direttamente al direttore Laurino e gli chiedo se, nelle prepartite ne abbiamo anche parlato, se vi aspettavate un arconatese così coriacea, così cattiva, che comunque veniva dalla vittoria in esterna con la Varesina,
E secondo lei cosa vi ha bloccato di base proprio nel corso dei 90 minuti? Avete giocato bene, avete costruito tanto, vi è mancato forse qualcosa negli ultimi metri o qualcosa in più anche a livello di imprevedibilità? Ecco. Allora, parto da loro, dall'Arconatese. Se ti ricordi, ne avevamo parlato anche nel prepartita. Io mi aspettavo esattamente una squadra così, una squadra in salute, una squadra secondo me che è uscita rinforzata, se vogliamo in parte anche un po' rigenerata dal mercato di dicembre-gennaio. Se batti la Varesina, anche se magari non è in un periodo di grande brillantezza, però la ritengo una squadra fra le primissime per valore di questo campionato, vuol dire che stai bene. E hanno confermato ieri nei 90 minuti sicuramente di star bene, di essere convinti di quello che stanno facendo. È una squadra diversa secondo me dalle proposte degli anni precedenti e anche da quella che avevo visto all'andata. È una squadra quadrata, una squadra che difendeva bene, difendeva con 11, quindi rientravano anche le punte, insomma, i due attaccanti che se poi sono dovuti uscire prima uno poi l'altro, quindi prima è dovuto uscire Di Maira, poi Koulibaly, quindi ha perso magari un po' di qualità o fisicità davanti, però anche chi è entrato ha saputo bene interpretare la partita e quelli che erano sicuramente poi i dettami di mister Rivieri. Per quello che riguarda noi, dirti è mancato il gol è sicuramente riduttivo, però ci è mancata, ne parlavo anche oggi con i ragazzi, secondo me ci è mancata un pizzico di voglia, di cattiveria, di convinzione in più negli ultimi 20-25 metri. Tra l'altro, parlando proprio della disposizione dell'Arconatese, che è una cosa che da bordo campo c'è stato l'infortunio di Di Maria che è andato giù subito, quindi c'è stata la sostituzione, ma la cosa che ha colpito di più me e Marco in telecronaca è il cambio subito immediato di Koulibaly, perché è stata proprio la sostituzione, proprio perché in quel momento, nel primo tempo, e così anche per tutti i 90 minuti, è stato tutto un camarlinghi centrico, no? Il Desenzano. E Rivieri, per questo io ho voluto sottolineare soprattutto la lettura tattica dell'allenatore, immediatamente ha sacrificato una punta di conseguenza e ha messo Trenčev, che può essere secondo lei il direttore che vi ha complicato un po' i piani, perché la marcatura da bordo campo, quindi da 50 centimetri, era molto stretta del difensore su Camarlinghi, che comunque un paio di occasioni nel secondo tempo le ha avute, però c'è stato un momento in cui sembrava ingabbiato da 3 uomini, proprio faceva fatica a muoversi. Sì, non voglio pensare magari che l'abbiano preparata così, ma magari è stata anche una lettura intelligente da parte del mister. Trenčev sicuramente è un giocatore che per qualità fisico-atletiche può provare a tenere quelli che sono poi i giri del motore di Camarlinghi. Giulio sta bene, sono contento che sia tornato sugli standard inizio campionato. Alcuni infortuni o comunque sia alcuni fastidi muscolari l'avevano limitato nel periodo in cui magari ha fatto meglio poi Andrea Procaccio al suo posto, però Giulio per noi è un giocatore importante. Ieri ha fatto una buona partita per alcuni aspetti, non per altri, sa come la penso, anche lui deve essere magari più concreto nella scelta finale, però Trenčev in parte per me l'ha limitato, poi non l'ha bloccato perché si è visto che più volte è riuscito poi ad andare via comunque anche nel duello, no? Nel duello puro 1 contro 1 con lui, però la scelta è stata sicuramente dettata dal fatto che da quella parte del campo stavamo sicuramente producendo la maggior parte della nostra mole di gioco, insomma. Lorenzo, ti chiamo in causa te, ma questo Arconatese che noi diciamo sempre, tutte le domeniche, tutti i lunedì lo diciamo, che non merita la posizione che ha, poi va a Desenzano, pareggia, ed è come una vittoria in questo caso, è la svolta questa, cioè questo Arconatese, cioè, io non ho una chiave di lettura di questa squadra. Ma io infatti avrei voluto chiederlo a Giacomo, perché io ho visto giocare l'Arconatese contro la Varesina e ho visto una squadra che non ha rubato nulla, che porta a casa un risultato importantissimo e che probabilmente ha lasciato perplesso 3/4 del pubblico che si chiedeva come mai la squadra che viene a vincere in trasferta si trovasse in fondo alla graduatoria. Forse una chiave di lettura così che posso ipotizzare richiama un po' le parole del direttore prima in riferimento all'Arconatese che si è trovato di fronte e Giacomo tu hai detto una squadra quadrata, la ricordavo diversa forse rispetto a quella che è stata nel girone di andata, qualcosa è cambiato, forse anche l'attitudine a giocarsi coltello tra i denti la partita è mutata nel corso di questo campionato. Inizialmente non c'era probabilmente quel tipo di attenzione che forse è richiesta a chi deve poi
sudarsi la salvezza punto punto, perché poi per il resto ci sono giocatori importanti. Trencev entra dalla panchina ed è un giocatore secondo me importantissimo da quando stava a Como, quando è andato alla Varesina, un giocatore comunque che ha fatto vedere, a mio modo di vedere, delle doti importanti in questa categoria. Ci sono giocatori importanti in tribuna, ci sono giocatori che vengono dal professionismo come Sorgente, che veniva da un gruppo importante, che se ne sta in tribuna. Ci sono giocatori importanti. Anch'io fatico a capire il motivo per cui oggi l'Arconatese sia lì. Di fatto però ogni domenica è sempre più complicato uscire da questa situazione. Io risposte non ne ho, vorrei girare se possibile la domanda al direttore Laurino, perché magari lui da tecnico, alla luce della sua esperienza, magari ci può dare una chiave di lettura ulteriore. Io lo dicevo nel prepartita, cioè l'Arconatese per me ad oggi è una squadra che ha dei valori nettamente superiori all'ultimo posto in classifica, e lo stanno dimostrando nelle ultime partite. Ma se stiliamo anche una classifica ipotetica dopo la sesta, settima giornata, fin quando avevano raccolto 0 punti, è una squadra che oggi sarebbe nettamente in lotta con Vigasio, Crema, Sondrio, le squadre magari che sono a pelo tra dentro e fuori play-out, no? Il mercato, lo ribadisco, secondo me li ha migliorati, perché sono arrivati giocatori che ne hanno alzato il livello tecnico o fisico-atletico. Di Maira è uscito dopo 10-15 minuti, però Di Maira per la categoria è un giocatore importante, un giocatore che non più tardi, 2 o 3 anni fa, giocava a Chioggia, cioè penso alla Clodiense, che è una squadra che puntava a vincere campionati di categoria. È lo stesso Koulibaly, a parte il gol che ci ha fatto all'andata, ma è un giocatore secondo me che gli può fare molto comodo. 7 come under per me è un giocatore forte, non capisco perché il Fiorenzuola se ne sia liberato a metà stagione. Per me 7 è un giocatore che da under è uno degli under più interessanti di questo campionato. Per citare solo alcuni nomi, il Del Carro di ieri per me è tornato agli standard dei campionati precedenti, a differenza magari di alcune partite del girone d'andata in cui non l'avevo visto su questi standard. Quindi ha aggiunto secondo me a una squadra che oggi la vedo meno sbarazzina, meno alla ricerca del palleggio puro come magari la vedevo all'andata, ma giustamente, perché se l'hanno fatto lo fanno giustamente, perché ora i punti pesano come macigni, sono punti importanti per la salvezza, quindi è giusto che l'Arconatese oggi faccia un gioco magari più, tra virgolette, difensivo, pronti a ripartire, però ho visto una squadra quadrata che sicuramente sono convinto farà tanti punti nelle prossime partite. Poi loro hanno avuto il coraggio di voler mantenere l'allenatore, ed è una scelta spesso in controtendenza, ma che poi ha pagato. Vabbè, ma quell'allenatore lì, il loro allenatore Lorenzo, sono 12 anni che lì sono amici, cioè comunque lavorano insieme. È verissimo, però come dire, è anche complicato difendere le scelte, però negli altri gironi ci sono squadre che nei primi 8-9 turni sono partite malissimo, penso alla Real Calepina, penso al Gozzano, hanno avuto il coraggio di mantenere la barra dritta e si sono riprese tantissimo, perché il Gozzano oggi sta nei playoff, la Real Calepina è uscita da una situazione complicatissima, in questo caso volendo continuare a giocare, peraltro una scelta un po' forse anche lì in controtendenza rispetto al trend. Bene, cambiamo discorso, andiamo da Paolo, però no, scusa, la regia vuole dire qualcosa? No, in realtà volevo aggiungere solo una cosa sulla cosa dell'Arconatese, e poi volevo riportarvi le parole post partita di Gaburro sulla cosa dell'Arconatese, del cambio di allenatore che non c'è stato, però è come se ci fosse stato un cambio di allenatore, perché l'Arconatese degli anni passati, non so, io vedendola un po' me la ricordo come una squadra col baricentro molto alto che difendeva a 3 con tantissimo spazio alle spalle. Invece adesso ho visto una squadra molto più quadrata, un baricentro molto più basso, come se veramente ci fosse stato un cambio di allenatore, e quindi a questo va fatto anche un plauso magari a Livieri, che ha saputo evolversi in base alla situazione. Vi riporto le parole post partita di Gaburro, che ovviamente deluso un po' dal pareggio contro una buona Arconatese, come appunto detto. Dice però che a questo punto della stagione non puoi fare partite di questo livello senza vincerle, perché poi i punti iniziano comunque a pesare. Sì, specialmente in chiave classifica, perché comunque a livello, cioè nel calcio c'è sempre l'avversario, a prescindere da come vada la partita, l'avversario c'è sempre, e quando c'è da fare un plauso all'avversario c'è da dirlo, perché ieri proprio si vedeva una squadra compatta, chiusa, chiudeva tutti gli spazi. Ricordava un po' il Milan del gennaio del 2023, dopo quei terribili partite 4-5-0, 5 in casa al Sassuolo. Ma il tuo Milan terribile è rimasto terribile, cioè, il mio non, Milan. Non mettere le mani così in una marmellata che
Io comunque sorvolo, torno indietro di qualche tempo e dico, sembrava proprio quel classico, cioè essere proprio compatti, difesa 3, poi gli esterni che scendono, tutti quanti che chiudono gli spazi e quando blocchi il secondo miglior attacco del campionato è qualcosa, nel senso obiettivamente c'è da fare un grande applauso secondo me. E sì, comunque a livello di classifica, tra l'altro la Gabur ha detto quando giochi queste partite non le vinci, a questo punto del campionato pesano perché pesano doppiamente. Secondo me, e qui diciamo che la domanda la giro sì al direttore Laurino, ma anche passo anche al direttore Musso che è in questo momento in testa alla classifica, quel gol al 96esimo con tutti praticamente le contendenti che hanno pareggiato, tolta una Folgore Caratese brillante in questo momento. Vi chiedo quel gol lì come l'avete visto, nel senso, guardando il calendario come era finita la giornata, avete detto potevamo fare un colpo importante al campionato o comunque avete detto vabbè, vedendo i risultati, vedendo che gol ha fatto in quel caso Ningue, ci accontentiamo, ecco, nel senso che poi accontentarsi non è mai il termine giusto, però del tipo è andata così e allora a questo punto, vedendo anche le altre partite, può andare. Ma è per me o per Giacomo la domanda? Perché la domanda? Per Musso, direttore Musso, sì. No, ma ti dico che la partita di ieri sarei bugiardo dire che avremmo meritato di vincerla. È una partita che sapevamo che era contro una squadra forte, sapevamo che avevamo un turno sulla carta sfavorevole dove potevamo lasciare dei punti in classifica a discapito del Desenzano. Certo, poi c'era rammarico perché a 30 secondi dalla fine eri in vantaggio e quindi da un turno che poteva esserti sfavorevole stavi quasi guadagnando 2 punti. Ti dico, alla fine l'abbiamo vissuta come una partita che potevamo vincere magari non avendo meritato a pieno, perché ripeto il risultato del pareggio era il risultato giusto per ieri, anche perché la Casatese ritengo che sia una delle squadre più in forma e anche più organizzate del campionato. È una squadra che gioca bene, è una squadra che ha dei valori, è una squadra molto solida dietro e quando riparte va in avanti fa male, quindi il punto di ieri me lo tengo stretto, anche se per come è arrivato non è stato sicuramente bello. Paolo, riguardando la classifica, se la regia me la mette un attimino, noi vediamo appunto Ospitaletto 51, Desenzano e Folgore Caratese 45, Varesina e Palazzolo 39. Ci fermiamo qui. Chi temi di più in questo momento del campionato? Cioè tra Desenzano e Folgore Caratese? Perché diciamo che Varesina e Palazzolo in questo momento devono un po' riordinare le idee, quindi magari sono un po' fuori dai giochi da soli perché poi magari ci rientrano, assolutamente. Però in questo momento chi temi? Perché la Folgore Caratese 11 risultati utili consecutivi, 9 vittorie e 2 pareggi, sta giocando bene, vince, convince. Poi la fortuna della Folgore Caratese credo che domenica dovrebbe giocare fuori casa contro San Giuliano, ma in realtà è in casa. Cioè, quindi è come se avesse un'altra partita, un'ulteriore partita in casa. Poi tutti gli scontri diretti, Desenzano, Ospitaletto, ce li ha praticamente in casa. Chi temi di più? Ma io penso che siamo ancora in corsa tutte fino ad arrivare a Palazzolo e Varesina. Quindi temo ancora anche la Varesina, temo tantissimo il Palazzolo perché penso che vincere col Desenzano sia qualcosa di difficile, che è riuscito solamente a loro e al Sant'Angelo, quindi sono dati certi. Poi ricordiamoci sempre che la squadra da battere è il Desenzano e quindi la corsa va fatta lì. Noi siamo una sorpresa che sta facendo qualcosa di più per tutti, non solo per noi. Quindi il Palazzolo e la Varesina hanno solo 6 punti dal Desenzano, quindi io sono convinto che fino a lì siamo tutti in corsa. La Folgore sta facendo qualcosa di incredibile. Il campionato della Folgore diciamo che è vissuto sulla partita con noi, perché quando sono venuti da noi venivano dalla sconfitta 3-0 se non sbaglio col Desenzano, sono venuti da noi e noi all'ultimo minuto potevamo vincere la partita, invece ha picchiato sulla traversa la punizione di Ciciretti e da lì poi hanno iniziato a vincere, non si sono più fermati, hanno pareggiato solamente settimana scorsa che hanno pareggiato con la Casatese, no, all'inizio del giro di ritorno che hanno pareggiato con la Casatese e poi le hanno vinte tutte, quindi è una squadra che da lì ha cambiato passo e
e quindi bisogna aver paura anche della Folgore, ma come bisogna aver paura del Palazzolo e della Varesina, secondo me. Desenzano non lo dico neanche, perché è la squadra che secondo me rimane una squadra da battere. Beh, Paolo, la squadra da battere in questo momento è l'Ospitaletto, che poi io diciamo che il giro d'andata ti davo come sorpresa del campionato, ormai cioè, il giro di ritorno non sia più una sorpresa, quindi Una conferma. è una conferma, Sì, perché sì, sì. Cioè, se reggi... Però Piero, dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti. Cioè, all'inizio dell'anno nessuno di noi, forse io lo dicevo ai miei ragazzi e forse lo dicevano tra di noi, nessuno diceva che noi potevamo arrivare lì. Cioè, quindi ti dico, va ricordato anche questo nel percorso. Quindi anche ieri, che comunque tutti danno per scontato che noi vinciamo con la Casatese, che è una partita di Vero, cartello, non deve essere una cosa scontata, perché se a giugno, luglio, quando abbiamo fatto la squadra, avevamo una squadra che forse faceva i playoff, non possiamo essere diventati la corazzata che può, tra virgolette, competere a armi pari col Desenzano. Questo è quello che secondo me va tenuto in considerazione. Certo. Angelo, ti chiamo in causa te. Tra Desenzano, Palazzolo e Folgore? Dimmi... L'Ospitaletto non lo metti? Come Ospitaletto, sì, infatti, vabbè. Come avversario dell'Ospitaletto, ovviamente. Sì. L'anti-Ospitaletto. È la corazzata del campionato, l'abbiamo detto, quindi. Esatto. Se devo scegliere tra quelli, io tifo sempre Ospitaletto per mio fratello, quindi... Ma solo per una questione familiare. Non per una questione... Vabbè, certo. Non vale così. No, poi ti dico, la squadra che mi ha impressionato di più a livello di gioco è il Desenzano. La verità, poi Palazzolo, come ti ho detto ieri, non ho giocato, da fuori non ti saprei dire, ti dico la verità. Caratese all'andata, io ci ho giocato lì l'anno scorso, dico che quel campo lì comunque ti porta tanti punti. Anche l'anno scorso, se non sbaglio, abbiamo perso forse 1 o 2 partite in casa, forse col Desenzano, poi penso solo quelle. Quindi ti dico, non so, per me è una lotta tra Ospitaletto e Desenzano. La Folgore Caratese, se continua così, cioè è già lì, se continua così darà filo da torcere, però se devo scegliere uno io spero l'Ospitaletto. Ma Lorenzo, può la Folgore Caratese continuare così, su questi ritmi? Evidentemente può, perché siamo arrivati a 25 giornate ed è così. Ricordo a inizio stagione, quando parlavamo sempre in una di queste trasmissioni con il direttore del Bra, dicevamo: ma non potrà il Bra continuare a fare questo campionato? Invece le ha vinte tutte, non ne perde una da 1 milione di anni. Quindi evidentemente sì, a volte si creano delle situazioni dove le contingenze, ma poi evidentemente non sono contingenze frutto di casualità, cioè la Folgore Caratese è una squadra con dei valori, voglio dire, all'inizio campionato sappiamo che sono state spese risorse ingenti anche per l'allestimento di questa squadra, e la stessa proprietà era stata esplicita nel voler palesare obiettivi di altissimo profilo e di altissima classifica. Quindi io credo che comunque oggi la Folgore sia in una posizione che di fatto fosse una delle posizioni che la proprietà e tutto il management si attendeva a inizio stagione. E poi sicuramente il fattore campo anche nei momenti di difficoltà ha fatto il suo, quindi giocare una partita su 2 su un campo dove che di fatto è un fortino, insomma, aiuta nel mantenere alta la media punti. Perfetto, passiamo a Zanardini. Marco. Sì, allora io per il direttore Zanardini avevo una domanda, perché io ero a fare la telecronaca di Palazzolo Desenzano, il gol di Paloschi, insomma, grande entusiasmo. La cosa che mi viene da milanista, poi vedere il gol di Paloschi, vedere Paloschi che segna, io da cuore rossonero, cioè, ho detto non poteva venire un mercoledì migliore di questo, quindi diciamo il classico mercoledì rossonero mi è piaciuto. E no, più che altro la domanda che mi è sorta è che a livello ci sta che in uno scontro diretto con il Sant'Angelo, poi abbiamo parlato anche del campo che comunque fa il suo effetto, perché magari non so c'è una variazione, quindi ci può stare il pareggio magari in uno scontro diretto, ma a livello di entusiasmo dopo quella vittoria che avete fatto con il Desenzano, vi è mancato forse un po' la spinta in casa del Sant'Angelo sulla scia di quella vittoria, o è proprio la partita che si è complicata e avete fatto fatica a livello di tattica, a livello anche di occasioni, perché comunque gli highlights li abbiamo visti, di occasioni ce ne sono state, quindi
quindi le volevo chiedere una sua impressione sulla partita, se è mancato qualche boost dalla partita di mercoledì poi. Vabbè, sicuramente la partita di mercoledì ci ha dato grande entusiasmo ed è vero. Ieri abbiamo incontrato una squadra forte. Se mercoledì abbiamo incontrato la squadra che insieme all'Ospitaletto secondo me è la squadra più forte di questo girone, ieri abbiamo incontrato una squadra forte, una squadra che è molto fastidiosa da incontrare, che ha valori importanti, soprattutto che ieri giocava in casa. Una cosa che ci manca sicuramente è la continuità. Mi è stata fatta la domanda mercoledì dopo la partita col Desenzano e sicuramente dobbiamo avere più continuità, perché dobbiamo cercare di fare un filotto per cercare di arrivare più in alto possibile. E la prossima arriva la Pro Sesto, tra l'altro, e più che altro la particolarità di questa squadra in questo momento è che ha fatto 3-1-1 consecutivi, quindi è una squadra che comunque sta bloccando tante squadre sul pareggio, che comunque possono essere squadre che lottano magari per l'obiettivo stesso della squadra, eccetera. Come si affronta una squadra che in questo momento sta riuscendo a bloccare tanto? È una partita difficile, una partita chiusa? Speriamo che non faccia il quarto 1-1. Speriamo. Anche all'andata mi sembra che sabato la Pro Sesto e mercoledì abbiamo la Folgore. Nelle prime 6 giornate abbiamo un calendario importante. A parte gli scherzi, la partita d'andata con la Pro Sesto l'ho vista, del Palazzolo. È una squadra che ha grande intensità, una squadra giovane, una squadra che ha ritmo, una squadra organizzata, e sicuramente sarà una partita difficile, ma in questo girone la dimostrazione sono i risultati di ieri, non ci sono partite facili. Lorenzo, però la Pro Sesto non è più la squadra dell'andata, vero? Forse ha qualche problemino, ha qualche cosa, perché non la vedo più brillante come nella prima parte di campionato, o sbaglio? Ma allora, ricordo mister Angellotti ci raccontava di come effettivamente poi con le squadre giovani il rischio di stare sulle montagne russe esista. Non ho visto la partita di ieri, ma ho visto qualche sintesi, mi pare di capire che comunque la Pro Sesto abbia creato e di fatto legittimato quello che poteva essere un vantaggio auspicabile e credo meritato, no, da quello che ho potuto vedere, quindi credo che rimanga comunque una squadra con dei valori e una squadra da prendere estremamente con le pinze. Ma io approfitto che mi hai dato la parola perché volevo fare 2 domande a Marco su due situazioni diverse. Una, insomma, alla luce della tua esperienza professionale, quanto sia stato e quanto sia difficile entrare in un gruppo e dover lavorare anche diciamo, nell'ottica del contenimento del monte salariale, di ridurre determinate situazioni. Secondo me è un lavoro oscuro che spesso insomma, a livello mediatico non viene messo in risalto, che è estremamente complicata alla luce del fatto che insomma, come dicono i latini, pacta servanda sunt, quindi gli accordi devono essere mantenuti e non è così facile risolverli come spesso insomma sui giornali appare, no? Che sì, è stato risolto il contratto, puff, sparito, scomparso, invece credo ci sia stato un lavoro molto complicato. Seconda domanda, e sarò rapido, mercoledì ero a vedere la partita contro il Desenzano, mi è un po' spiaciuto non vedere il settore di destra pieno con tutti i tifosi, perché ho capito che qualcuno non è potuto venire, probabilmente per l'orario. Ecco, quanto, lo chiedo a te, lo chiedo a tutti voi, quanto da uomini di calcio sarebbe bello poter vedere la Serie D, i big match magari in serale con degli impianti ben illuminati, perché davvero potrebbero mi sembra che gli ultras della Pro Palazzolo abbiano una contestazione in atto per questa cosa, perché loro proprio con le partite del mercoledì hanno proprio un... Tanti il mercoledì effettivamente hanno fatica ad andare allo stadio, insomma, per evidenti ragioni. Sarebbe bello poter pensare a una partita in serale, soprattutto questi big match, perché credo che insomma, lo stadio potesse essere ancora più pieno, insomma, vista poi lo spettacolo che le due squadre hanno. Posso rispondere io? Guarda, giuro, Giacomo, posso dire quello che è successo per questa partita? Della richiesta da parte loro, dici? Della richiesta dell'orario, quantomeno... Sì. Cioè, quindi noi di Bepi,
Noi di Beppe comunque, adesso non so la Pro Palazzolo se avesse già chiesto, noi di Beppe avevamo chiesto lo spostamento dell'orario proprio per agevolare un po' tutte le cose e fare un po' più spettacolo. E la Pro Palazzolo era d'accordo, il Desenzano non è stato d'accordo. Motivazione? Non voglio metterti in primis il rischio infortuni, ti dico la verità, erano giorni molto freddi, quindi sicuramente abbiamo voluto evitare anche di giocare alle 6, 6:30 per un discorso di campi, di eventuali problemi fisici, visto che ne abbiamo avuti, e tu lo sai bene, tanti da settembre in poi. Poi è normale che l'abbiamo fatto anche a Sant'Angelo, ci siamo trovati 1500 persone, una bolgia dalle 6 in poi, quindi una volta, come dire, accontenti una squadra, la seconda magari ci pensi. Quindi è normale che anche un pensiero è venuto a quello che si è fatto a Sant'Angelo a ottobre per accontentare una richiesta della società che ti ospita, ci siamo trovati in una bolgia. Palazzolo, secondo me, dopo Sant'Angelo è il campo più caldo di questo girone e abbiamo pensato anche per questo motivo qua di giocare regolarmente alle 2:30. Col senno del poi forse era meglio giocare. Come è andata? Magari Paloschi non era in serata, non lo so. Però è andato tutto bene, io sono arrivato in tempo, quindi, perché io ero a fare il passaporto la mattina, quindi avevo l'appuntamento alle 11:15, poi tempi burocratici vari, ho detto, io l'ho avvisato, gli faccio guarà che io andrò veloce, però non sono sicuro di riuscire ad arrivare alla fine. Vabbè, ascolta una cosa, cambiando discorso, tu hai visto, hai fatto le telecronache sia al Palazzolo che al Desenzano. Sì. La differenza, chi è più forte, chi è dove e chi dove pecca? Allora, è una bellissima domanda, questa cosa sarebbe anche da capire anche dalle persone che comunque vedono la partita da esterno, perché quando tu la commenti comunque commenti il gesto tecnico, commenti le azioni da gol. La prima volta, la mia prima telecronaca è stata Desenzano Crema e il Desenzano, io ho sempre quell'idea del calcio di Gaburro che con calma, con tranquillità manovriamo la palla, prima o poi il gol arriva. E infatti era successo con il Crema, con i gol di Procaccio, il gol di Cardella, era successo anche con il Magenta, quindi manovrare la palla con calma, eccetera. Forse la domanda è che magari con l'Arconatese è capitata un po' troppo, no? Aspettare un po' troppo prima di trovare il gol del vantaggio, che alla fine non è arrivato per meriti ovviamente anche dell'Arconatese. Per quanto riguarda la Palazzolo, allora la differenza di base è la presenza di una curva, l'abbiamo detto, che a Palazzolo si sente proprio, cioè in cuffia rimbomba, tu dovresti essere teoricamente isolato, invece alla tua destra hai comunque una bolgia che quando segna fa esplodere comunque il comunale di conseguenza, no? Quindi la squadra si vede proprio nella partita quando la curva carica, si sente l'energia che la Palazzolo prende dai suoi tifosi. A Desenzano c'è comunque un tifo caldo, perché comunque dalla postazione stampa da bordo campo si sente. Ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, certo, perché comunque è un tifo caldo, ma non come succede a Palazzolo. Però a livello di gioco la partita tra Palazzolo e Desenzano è stata una presa di coscienza da parte della Palazzolo di avere di fronte un avversario complicato, di mettersi in campo, di affrontare un attacco fortissimo, ma soprattutto di saperlo mettere in difficoltà, di bagnare le polveri, come si dice, no? Tant'è vero che il Gaburro ha dovuto ricorrere subito a Quaggio, mettere dentro, esattamente come con l'Arconatese, mettere dentro 5 giocatori offensivi. Ieri addirittura ha sostituito Polenghi per mettere Petrella, che è un trequartista praticamente, che è andato a fare il regista. Ma comunque a livello di classifica adesso si vede ovviamente il Desenzano che al momento è in vantaggio, perché ha questa capacità di gestire la partita, gestire i nervi saldi e trovare il gol, per esempio, una volta dopo l'altra, riuscire a trovare il vantaggio prima o poi. Le 2 gare della Palazzolo che avevo visto con il San Giuliano, c'era stato quell'episodio, no, del difensore che era stato espulso, quindi una sciocchezza, alla fine l'1-0, saperlo contenere, ma anche per esempio con la Varesina, che adesso è in difficoltà. Con la Varesina c'era stato quel gol che anche contestato, che avevamo analizzato con il VAR,
con la Varesina c'era stato quell'attimo di distrazione, quell'affondo che era stato fatto con Gasparri che tutto solo riesce a colpire. Quindi c'è forse qualche distrazione. Entrambe due le squadre però ti posso dire la stessa differenza, la stessa cosa che mi è capitato di notare. C'è quell'attimo di blackout che magari ti costa un po' di più quella volta, magari per esempio Desenzano Magenta non è successo. Magenta ha fatto il 2-1, poi dopo per fortuna o comunque per una buona difesa del Desenzano non è arrivato il 2-2. Però in entrambe vedo una capacità di saper fare gol, ma anche una pecca piccola che può essere quella distrazione che ogni tanto ti può costare un po' di più. E quindi a questo punto, guardando la classifica, è la Pro Palazzolo che è un po' più distratta del Desenzano? Usiamo questo termine? Sotto quel punto di vista forse è capitato più volte per quanto riguarda la Palazzolo, mentre per quanto riguarda il Desenzano, le volte che è capitato si può dire che non è costato, ok? Nel momento in cui mi è capitato di vedere Desenzano Magenta, segna quel 2-1 per quell'infortunio del portiere tra una piccola distrazione, ma non costa i 2 punti, no? Mentre con la Palazzolo, per esempio Palazzolo Varesina l'abbiamo analizzata, gol di Gasparri, arriva quel gol rocambolesco di Bane dopo il rigore sbagliato di Paloschi, quindi secondo me al momento sono proprio degli episodi, no? Che stanno facendo un po' la discriminante tra le due squadre. Marco Zanardini, ma tra voi e Desenzano sono proprio questi episodi che fanno la differenza? Parli della partita di mercoledì? No, parlo in generale, di come sta andando l'andamento del campionato. Secondo me il Desenzano è una squadra forte. Te l'ho detto prima, la più forte insieme all'Ospitaletto per quello che ho visto fino ad oggi, e i valori sono questi. Quindi sicuramente hanno valori importanti, hanno giocatori importanti, hanno una rosa importante. Sarà un bel finale. Era più forte il tuo Desenzano o questo? È una domanda... Da intenditore di calcio, tu nel senso che gli attori che ci sono adesso, gli attori che c'erano con te... È una domanda che ci sta, ma per paragonarle bisognerebbe mettere sul piatto molti fattori. Ti dico, il mio Desenzano era forte sicuramente, il Desenzano di quest'anno è molto forte, erano 2 squadre forti, però ripeto, per paragonarle bisognerebbe mettere sul piatto anche altre cose, quindi va bene così, va bene così. Vediamo. Angelo, prima Ivan ha chiamato in causa la tifoseria, quindi tifoseria della Palazzolo che è importante, Desenzano un po' meno. Voi come tifoseria siete molto bene, siete messi molto bene. Molto bene, direi. Dà questa spinta alla tifoseria, cioè vi dà questa spinta proprio, vi aiuta, o vi comunque è un peso perché se sbagliate poi comunque sono anche molto critici? No, penso che per un giocatore l'obiettivo è quello di giocare sempre negli stadi più pieni possibili, quindi a mio modo di vedere ci danno una grossa mano. Poi la fortuna che comunque sono sempre presenti, anche in trasferta ci seguono in parecchi, quindi ti ripeto, secondo me per un giocatore deve ambire a giocare negli stadi pieni, quindi secondo me ci dà una grossa mano. Bene. Hai qualche domanda tu? Sì, io volevo fare una domanda ad Angelo, più che altro perché tu sei un ex Folgore, quindi già quest'anno hai fatto 4 gol, hai già superato i tuoi gol dell'anno scorso, quindi a questo punto la domanda mi viene... Pensate l'anno scorso quanti ne ho fatti pochi. E adesso siamo a gennaio, li hai già superati, quindi direi che comunque la marcia è quella giusta. E la mia domanda è che praticamente esce automatica, no? Come ti trovi lì a Sant'Angelo? Che differenza vedi tra la Folgore e il Sant'Angelo a livello di ambiente? Allora, qua a Sant'Angelo ti dico, io mi trovo benissimo. La cosa che io ho detto subito da fine ritiro è che siamo riusciti a creare un gran gruppo, una famiglia e siamo molto uniti. A Carate invece ti dico, io poi avevo iniziato benissimo, poi vabbè, mi sono fatto male, sono stato fermo quasi tutto il girone d'andata, però era una squadra in costruzione che esatto, non era un periodo felice comunque. Cosa? Non era un periodo felice in quel momento lì. Dove? Quando eri tu alla Folgore, comunque una squadra in costruzione, non era un periodo
Abbiamo fatto il girone d'andata che abbiamo fatto, forse eravamo dentro i play-out addirittura. Sì, mi ricordo anch'io, era più o meno quella zona lì. Poi ha fatto mercato, secondo me ha fatto un grande mercato Criscitiello a dicembre, il girone di ritorno abbiamo fatto un grande girone di ritorno. Però ti ripeto, la differenza è che comunque qua si è più stabili, dai, diciamo così, rispetto all'anno scorso. Beh, comunque secondo me il direttore qua ha fatto un grande lavoro perché È vero, pure qua è partito da zero praticamente, ha tenuto 2 giocatori dell'anno scorso e siamo stati bravi anche noi, il mister, tutto lo staff a riuscire a creare questa famiglia in così poco tempo. È vero, quest'anno Sant'Angelo ha giocato tutte le mosse, dal direttore sportivo al mister, al secondo, I giocatori. perché comunque dai giocatori tutto, quindi c'è proprio un gruppo e c'è qualcosa che gli altri anni non c'era mai. Per esempio il direttore sportivo faceva la squadra, a settembre-ottobre cominciava già a non vedersi più, a novembre già era sparito. Quest'anno invece c'è continuità, addirittura c'è già, ho sentito Balzano giorni fa, c'è anche il rinnovo, cioè si parla già anche di rinnovare, quindi c'è già una continuità Di nel progetto. progetto, Certo, esatto. sì. Bene, andiamo su Paolo Musso, sennò è lì che poverino da solo, nessuno gli chiede più niente, in testa. Giustamente in testa tra le nuvole. Dice, vabbè, io si sono dice. in testa, ma La chiedetemi testa tra le qualcosa, ditemi qualcosa, dai. Era lì che rileggeva la rosa dell'ospitaletto e diceva che corazzata, mamma mia, che corazzata che ho fatto. Sì, lui sta giocando a fantacalcio con i suoi giocatori. Stavo ascoltando con piacere. No, direttore, io avevo una domanda, prima una in chiave mercato su un giocatore che avete riaccolto, che è Barois. La mia curiosità era come lo avete ritrovato quando dal ritorno all'Ospitaletto. Io l'ho visto giusto una manciata di minuti con la maglia della Palazzolo, quindi adesso volevo capire un attimo, ho visto qualche spezzone anche della gara con il Magenta, ha fatto buone sponde, si è fatto comunque vedere, quindi volevo chiedere come l'avete ritrovato a livello di condizione fisica, mentale, insomma, come l'avete riaccolto, ecco. Ma io Enoch quando è stato Ospitaletto non ero a Ospitaletto, l'ho sempre affrontato come avversario in eccellenza e mi ha sempre fatto gol, quindi ti dico, era un giocatore che quando ce l'avevo contro mi ha sempre creato dei problemi. Quando è successo il fatto di Paloschi al Palazzolo, ci siamo sentiti con Marco, ho chiesto com'era la situazione di Enoch, perché noi stavamo cercando un attaccante che potesse avere delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che abbiamo in Francesco Gobbi, e ho spiegato bene a Enoch quello di cui avevamo bisogno, cioè di un attaccante che si mettesse a disposizione, che potesse anche non fare l'attaccante appunto titolare, ma anzi dover fare il secondo di Gobbi e mettersi a disposizione in caso di evidenza, come lui ha capito benissimo che per fare e sta facendo molto bene, perché nelle partite nelle ispezioni che ha già fatto sia col Magenta ma anche ieri quando è entrato con la Casatese ha fatto quello che ci aspettavamo, quindi siamo soddisfatti. Paolo, ti faccio una domanda a te, sempre su Enoch, ma cambiare 3 maglie nella stessa stagione non è pesante? Che non riesci mai a entrare dentro la mentalità della squadra forse, o quantomeno non riesci, cioè non so. Io ti dico la verità, penso che il problema di Enoch non sia stato però un problema comportamentale o di qualcosa. No, assolutamente, no. Anzi è un ragazzo molto educato che si pone molto bene all'interno del gruppo, quindi ti dico anche con noi è bastato poco, conosceva già quasi tutti, quindi è stato anche abbastanza semplice, ma penso che anche a Palazzolo non abbia avuto di questi problemi. Ha avuto secondo me la sfortuna di trovarsi in delle situazioni dove magari non si è trovato prima a Ciliverghe, dove magari non era ben chiaro il progetto tecnico che avevano in testa, e poi a Palazzolo dove si è trovato all'interno di un cambio radicale, perché Marco chiaramente ha cambiato quello che era la struttura di una squadra, e quindi giustamente si è trovato all'interno di una rivoluzione che il Palazzolo sta vivendo, giustamente secondo me, quindi diciamo che lui ha cambiato 3 maglie per questo motivo qui, non forse solo per demeriti e colpe sue, ma per situazioni in cui si è trovato e quindi magari per delle scelte che doveva fare. No, ma Paolo, scusami Paolo, io non voglio non sto dando colpa a nessuno perché ha cambiato squadra, io parlo proprio di un giocatore che cambia per vari motivi 3 squadre in un anno, cioè non riesce mai secondo me a mettersi
al passo con Sì, con fa gli altri, fatica, fa nel fatica senso, a integrarsi, perché ma entra anche in dinamismo, poi dopo cambia, puoi poi essere lo bravo ricambia. quanto vuoi, però comunque cambi sempre 3 squadre, ma non sto dando colpa alla Pro Palazzolo, al Ciliverghe. No, assolutamente, ho capito il tuo discorso, ti sto dicendo che però Enoch per me è un bravissimo ragazzo e si è posto molto bene, ha delle caratteristiche utili. Certo, se dovesse essere la nostra punta titolare, ti dico, potrebbe essere un problema perché hai poco tempo per integrarlo, però sa benissimo che è un giocatore importante, ma che rientra in quei 15-16 giocatori che girano. E lui, ti dico, ha già fatto quasi 90 minuti in 2 partite e mezzo, che arriva più di 90 minuti, quindi ha già fatto molto di più di quello che mi aspettavo che potesse fare dato che è appena arrivato. Certo. Marco Zanardini, ma era così difficile tenerlo? Perché comunque faceva bene, quando entrava ha fatto sempre, cioè le prime partite mi ricordo era solo lui che segnava, quando mancava la punta davanti sembrava che, non so, tu ancora non c'eri forse, sembrava che era la soluzione dei problemi lì davanti, poi sei arrivato tu e quantomeno è cambiato qualcosa. Era così difficile tenerlo? No, rispondo prima, mi collego a quello che ha detto a Paolo, ti confermo quello che ha detto, è un bravissimo ragazzo. Sì, E confermo. a Palazzolo si è comportato molto bene e da questo punto di vista non c'è niente da dire. Poteva assolutamente rimanere, sì, anche perché all'inizio, quando è stato chiamato in causa, alcune partite l'ho vista anch'io, ha fatto molto bene, perché ha fatto anche dei gol. Se non ricordo male, con la Folgore e col Club Milano ha portato anche punti. È stata una scelta dove non mi nascondo assolutamente, perché No, ma non c'è ma col massimo rispetto, anche perché penso che nel mio lavoro, nel nostro lavoro, visto che abbiamo anche collegati altri direttori sportivi, il nostro lavoro è fatto di scelte, dobbiamo prenderci la responsabilità di farle, di avere la faccia e l'onestà di dire qual è il nostro pensiero con la massima tranquillità, ma ripeto, dicendo sempre la verità. Quindi è stata una scelta, ma niente di personale con Enoch, che ripeto, si è comportato molto bene, che è un giocatore forte e anzi gli auguro il meglio in questa nuova avventura. Anzi, è andato anche a stare meglio, se vogliamo proprio dirlo, di classifica. Certo, beh, è andato sempre a migliorarsi di classifica. È salito. Ogni volta sale lui, più di fa così. piano piano, dice, più di così. Facciamo una scalata progressiva. Esatto, più di così. Andiamo su Laurino, anzi no, scusami, Marco Zanardini, una domandina te la posso fare, un po' che magari ti incazzerai, scusami. Arras? Arras è un giocatore del Palazzolo, è un giocatore che rimarrà a Palazzolo, è un giocatore forte, nelle ultime 3 partite ha trovato poco spazio, ma sicuramente arriverà il suo momento, perché fa parte ancora del progetto, fa parte ancora del tuo progetto, è ancora dentro al tuo progetto? Assolutamente sì, nessuno ha mai messo in discussione il valore di Davide, non ho mai pensato di privarmi di lui, assolutamente, né io né lo staff né il presidente, quindi Davide siamo contenti di averlo in rosa e sicuramente rimarrà con noi e sicuramente dimostrerà il suo valore. Bene, andiamo su Laurino. Sì, allora io più che altro sentendo la live di oggi, comunque è sempre il tema, no? L'Ospitaletto, la grande sorpresa che comunque si è confermata, l'abbiamo appurato. Però il Desenzano è sempre la squadra da battere, mi è sembrato di sentire questo tema più volte, quindi a livello di pressione, direttore, le chiedo, ora che c'è stato anche l'aggancio della Folgore, che cosa porta all'interno del gruppo il fatto di essere comunque spesso etichettati la squadra più forte, la squadra da battere, ma soprattutto a questo punto che è arrivato questo pareggio, ma l'aggancio con l'Arconatese, noi ci siamo sentiti prima della partita, non ho avuto modo di chiederle dopo qual è stato un po' l'umore e in generale tutta questa situazione del fatto dell'aggancio della Folgore, cosa può portare adesso che si entra nel clou, la prossima settimana adesso sarete in trasferta a Breno, un campo comunque difficile. Le chiedo un po' com'è la situazione sotto quel punto di vista. È chiaro che da quest'estate, da agosto, bene o male si parla di Desenzano favorito, è corazzata, parole anche che Paolo più volte ha
ha riportato, insomma, poi io è normale che sono contento se abbiamo ricevuto apprezzamenti per il valore poi della rosa, o compreso chiaramente poi il mister e lo staff, che sicuramente sono un quid importante per quelle che sono poi dall'inizio le ambizioni del calcio desenzano. Detto questo, è chiaro che non possiamo nasconderci, l'Ospitaletto ad oggi è e deve essere nettamente ritenuta la favorita, perché un vantaggio di 6 punti non è un vantaggio da poco, potevano essere 8, potevano essere 4, il calcio è questo, quindi ogni domenica è normale che potrà aumentare o ridursi il vantaggio, però l'Ospitaletto fino ad oggi ha meritato la posizione che ricopre, e Paolo sa come la penso. Ero convinto dall'inizio che fosse una squadra pericolosa, che poteva fare sicuramente molto bene, non pensavo magari così bene, però ad oggi per me è giusto che l'Ospitaletto sia ritenuta la squadra oggi favorita. Detto questo, è normale che noi qualche punto poi l'abbiamo perso, ma già a partire dal girone d'andata. Non siamo contenti, perché io personalmente ritenevo che la squadra, per quello che ha prodotto, potesse aver raccolto più punti. Dobbiamo rimboccarci le maniche e migliorare sicuramente in diversi aspetti, non tanti, ma magari sono dettagli. Ne abbiamo parlato anche stamattina con i ragazzi, con la squadra, tutti quanti assieme. Sono dettagli che fanno la differenza, quindi noi ad oggi dobbiamo sicuramente migliorare alcuni aspetti. I valori umani e tecnici sicuramente ci sono, quindi quello che dite voi o dicono gli addetti ai lavori ne sono convinto anch'io. La squadra ha tutto per fare sicuramente un'ottima seconda parte di campionato. Detto questo, le prossime giornate poi diranno se la Folgore realmente, come oggi dice la classifica, è tornata in corsa per la vittoria finale, o se rimarrà un filotto di vittorie o di serie positiva che poi si fermerà e continuerà un testa a testa, piuttosto che magari il Palazzolo o la Varesina faranno quello che il filotto che ha fatto ad oggi la Folgore e rientreranno poi in piena corsa per il titolo. È normale che tutto dipenderà dall'Ospitaletto. Se l'Ospitaletto non frena e mantiene questo trend, sarà dura per tutti avvicinarci e rosicchiare punti nelle prossime partite. Però il mese di febbraio, penso, anche in base a quello che poi è il calendario che avrà l'Ospitaletto, che avrà il Palazzolo, come diceva prima insomma Marco, noi stessi abbiamo un filotto di partite importanti, abbiamo il Breno, avremo il San Giuliano, abbiamo la Varesina, il Chievo, squadre in questo momento anche in salute, quindi per me il mese di febbraio sarà decisivo per capire chi realmente fino alla fine potrà contendersi la vittoria finale. Vero. Ma io volevo fare una domanda sia a Marco che a Paolo. Io so che voi siete amici, non amici, di più, giusto? Confermo. Confermo. Ma essere amici ed essere direttori sportivi di 2 top club della categoria vi fa litigare ogni tanto? Cioè, avete litigato per il calcio? Discusso, non litigato, però discusso sì, abbiamo visioni a volte differenti su alcune cose, però abbiamo un bel rapporto, quindi... No, ma anche sui giocatori, magari su qualcosa, o lui ti ha fregato un giocatore o viceversa, c'è un qualcosa No, quello no, anzi. Ma lo fate per principio? Ma lo fate perché siete amici o lo fate perché siete così nel vostro lavoro? Cioè il comportamento è così? È perché siamo simili, secondo me, perché siamo 2 persone corrette che ci diciamo quello che pensiamo senza tanti giri di parole, siamo abbastanza diretti, tolgo anche l'abbastanza, e soprattutto quando diciamo una cosa è difficile che non la facciamo. Avete mai litigato per il calcio? No, io con Paolo non l'ho mai litigato. No, litigato no. Se lui mi chiede, ma che angioletti sono? Ma un vaffanculo ogni tanto, metti giù il telefono, no, niente, proprio. No, mi ha chiesto il pensiero su qualche giocatore, gliel'ho dato e non eravamo d'accordo, ma questo non si rovina un'amicizia perché io ho una visione diversa dalla sua. Ma come fai a dare consigli a lui adesso che è davanti? Cioè, che è dura, eh? Adesso è lui che li dà a me. Adesso è il contrario, si è invertito. Ma attenzione, magari lui ti dice dei consigli, ma tu li ascolti? Li ascolti? Li ascolti i suoi consigli? Quello lì è stronzo, perché quello ti dice sì, vai, questo è un bravo gioco, prendilo, è una piaga di uno. Ma guarda Piero, che nella vita c'è sempre da imparare, non è che... bisogna avere anche l'umiltà a volte di ascoltare e di saper trarre il massimo da quello che... Assolutamente sì, ma sto scherzando, ci mancherebbe altro. Però so che siete amici. Bisogna essere anche umili a volte. So che siete veramente amici, quindi era una domanda che mi veniva spontanea a dire, ma
hanno mai discussioni, qualcosa, cioè un ti battibecco, viene, tipo, poi sarà soprattutto sono, mai che- cioè non è che sono il primo e l'ultimo della classifica, No, sono lì, sono due top a maggior, club, a maggior ragione. Poi, tra l'altro, con la cosa di Barua, un giocatore che va dall'altra parte, Esatto, eccetera. Cioè, esatto, ci sono quindi non è che... quei temi. Ma guarda Piero, io per chiudere penso che io l'anno scorso guardavo la Serie D da spettatore e la squadra che più dall'inizio mi piaceva era il Desenzano. Proprio per come ho l'idea io di costruire una squadra, che poi tant'è che nel giorno di ritorno si è rivelata così. Hai superato il maestro allora? E sono sempre stato convinto che se Marco fosse stato in sella dall'inizio sarebbe stata dura per tutti questo campionato, per me in particolare, perché probabilmente tanti giocatori che poi io ho preso quest'estate non li avrei presi. È vero, me l'hai confermato a suo tempo in chat, questa cosa me l'hai detto, se lui era in sella da subito io tante operazioni non le Tante chiudevo. operazioni non sarei riuscito a farle sinceramente. Vero. Va bene, chiudiamo con Angelo e poi facciamo il nostro giochino del risultato esatto e Sì, salutiamo. allora l'ultima domanda di Angelo è più una questione personale, perché io sono piemontese, ok? E ho tanti amici qua in Lombardia e quindi che giocano a calcio, tra l'altro. E viene sempre fuori il dibattito, no? Ma il campionato piemontese, il campionato lombardo, c'è più competitività in uno, nell'altro? E io ho detto, io approfitto dell'occasione, stasera c'è Angelo che ha giocato nella Biellese, tra l'altro quest'anno sta andando benissimo in eccellenza, tipo più 11, quindi in testa alla classifica di eccellenza. La mia domanda è puramente a scopo di interesse, nel senso il tuo punto di vista sul campionato. Adesso tu sei nella Serie D ovviamente lombarda, però ti chiedo a livello di campionato piemontese, comunque ti sto parlando della Biellese che è in eccellenza, che cosa vedi da una parte e dall'altra? Secondo te uno è più competitivo dell'altro? Il piemontese è più difficile del lombardo, lombardo è più difficile del piemontese? No, ti dico, secondo me il lombardo è molto, molto più difficile rispetto al piemontese. Ed è dovuto anche tanto, secondo me, ai campi, perché in Piemonte, mi ricordo, ho fatto l'eccellenza in Piemonte, ho fatto forse 2 anni il girone A, che ho giocato anche a Borgosese, però trovavi dei campi disastrosi, cioè proprio da oratorio. E secondo me quello incide molto, anche sulle scelte dei giocatori, perché io, per il giocatore che sono, non andrei mai a giocare in una squadra che ha un campo in terra battuta, perché farei fatica. Quindi ufficiale, da piemontese ho ufficialmente perso, ufficiale, se ci sono dei miei amici in chat mi prenderanno in giro. No, dopo vabbè, che... magari cioè, io ti dico la mia idea, poi magari non è così. Però No, ma è così, ma è così anche anche io così. la vedo così. È così, volevo prendere una testimonianza diretta, così ho detto... Lorenzo, per chiudere, un riassunto così un po' di questo campionato, come sta andando, su che strada sta prendendo, secondo te? Perché comunque, non nascondiamolo, la Pro Palazzolo vincendo sul Desenzano ha cambiato un po' i destini di alcune persone e di conseguenza sta continuando sulla sua strada, cioè voglio dire, senza giri di parole, comunque quando un mister perde magari troppo o quantomeno non è nelle aspettative, magari rischia anche. Io credo che Didu, tanto per buttare una bombetta così permettetemelo, dai, Didu magari se non avesse vinto con il Desenzano magari qualche problemino poteva averlo. Vincendo ha smentito e si va avanti, quindi c'è la continuità del Pro Palazzolo. Per te è una cosa giusta questa, Lorenzo? Cioè continuare su questa strada? Beh, insomma, ha vinto contro la squadra più forte del campionato, quindi direi che ha più che legittimato, credo, no, la sua posizione, voglio dire, battere il Desenzano, insomma, non sia un qualcosa di né di semplice né men che meno di alla portata di tutte le altre squadre, voglio dire, stiamo parlando di una gara importante. Io appunto ho avuto la possibilità di essere lì e di vederlo, ho visto un Palazzolo che ha cambiato tanto, gli uomini, l'atteggiamento, il modulo, insomma è stata una gara complicata, combattuta contro un avversario di prim'ordine. Peraltro sono curioso di sapere dal direttore Laurino quanto secondo lui la gara sarebbe cambiata con un Camarlinghi nel pieno delle sue forze, perché ho saputo che era un po' febbricitante, anche quando è entrato in campo era un po' affaticato, probabilmente appunto per una sindrome influenzale.
un giocatore, a mio modo di vedere, banale dirlo, insomma, straordinario, giocatore importante, quindi sarebbe stato divertente vederlo anche nel pieno della forma fisica, come poi mi è sembrato di capire fosse ieri. Sì, Giulio aveva la febbre, ha avuto 38,5 di febbre la notte precedente, il mercoledì della partita. La mattina precedente in rifinitura Mirko Gori si è stiracchiato il collaterale, quindi è chiaro che ci siamo trovati con due giocatori, due pedine importanti in meno a neanche 24 ore dalla partita, quindi Giulio poi era in ballottaggio con Procaccio, quindi poi è da vedere se avrebbe giocato all'inizio o sarebbe subentrato, però è un giocatore che sicuramente poteva darci un qualcosa in più. Lo si è visto nei 15 minuti bene o male in cui è entrato febbricitante, si è procurato un rigore purtroppo che partiva da un fuorigioco di Cardella in fase di rientro, però lo si è visto anche in quei minuti, poteva essere sicuramente una pedina decisiva in quella partita. Io non l'ho invidiato sapendo che era febbricitante, l'ho visto alzarsi, bardato da testa a piedi, fare il riscaldamento. Io, piuttosto che essere lui, avrei voluto essere in qualsiasi altro posto in quel giorno, perché faceva freddo. Immaginarmi correre in quello stato influenzale, insomma, deve essere stato... Ragazzi, siamo in chiusura, andiamo con il prossimo turno praticamente, lo vediamo velocemente, poi facciamo il risultato esatto. Quindi Breno Desenzano, Casate Smerate Ciliverghe, Magenta Crema, Arconatese Ospitaletto, Castellanzese Vigasio, Chievo Verona Sant'Angelo, Fanfula Varesina, Nuova Sondrio, Club di Milano, Pro Palazzolo, Prosesto, San Giuliano, Folgore Caratese. Una domanda, lascia qui pure Jacopo un attimo, una domanda a te Ivan, qual è la partita la partita clou, diciamo così, della giornata? Allora, dopo aver visto l'Arconatese a Desenzano, ispira la prova del 9 per gli Oroblu, però ti dico, a livello di trame interessanti, mi piace molto il confronto della Pro Palazzolo con la Pro Sesto. È una cosa che mi ispira molto, perché sono curioso di vedere questa Pro Sesto che sta riuscendo a fare sempre un punto, bloccare sempre gli avversari, e sono curioso di vedere la Pro Palazzolo come reagirà. A me la partita che mi piacerà domenica sarà Chievo Verona Sant'Angelo. Posso aggiungere? Vai, regia. No, perché a me piace sempre un po' di più la guerra, no? E questa settimana c'è Castellanzese Vigasio, Magenta Crema e Nuova Sondrio Club Milano. È un terzetto di partite per la salvezza che sono importantissime. Sono partite belle poi alla fine. Ma non lo so se sono partite belle, quelle magari sono partite talmente tirate che il punticino per portarsi a casa il belle punticino. in termini di emozioni, dico, Sì, non di bel calcio. Secondo me la partita più Chievo Verona Sant'Angelo. Facciamo un giro su questa idea. Paolo Musso, quale sarà la partita? Leva la tua. Palazzolo Prosesto. Poi abbiamo Laurino. Ma per me è molto bella anche San Giuliano Folgore Caratese, è una prova importante per la Folgore. Dovesse passare anche l'esame San Giuliano, sarebbe un segnale forte a tutti. Andiamo da Lorenzo. Anche per me Chievo Sant'Angelo. Chievo Sant'Angelo, andiamo da chi è che c'è sotto? Marco? Leva la tua. Levo la mia? Sì. Dai, mi fermo sul derby bresciano, dai. Breno Desenzano. Okay. Angelo? Ti dico anch'io Palazzolo Prosesto, dai. Siamo in 3 su Pro Palazzolo Prosesto. Sarà interessante, sarà molto molto Ragazzi, interessante. Risultato esatto. Allora abbiamo preso logicamente Breno Desenzano, Arconatese Ospitaletto, Chievo Verona Sant'Angelo, Pro Palazzolo Prosesto, quindi i protagonisti. Partiamo da Laurino. Giacomo, Breno Desenzano, risultato esatto. 1-0 per noi. 1-2 per noi. In 0-1. Ok. 0-1. Andiamo da Lorenzo. 1-2. 1-2. Andiamo da Marco. 1-1. 1-1. Angelo? Non ho capito la partita, scusami. Inter Milan. No, Breno Desenzano. 0-2. 0-2. Breno Desenzano. Paolo? 0-2 anch'io. 0-2. Giuro che non sto copiando. 0-2. 0-2. Giuro. Vabbè, io dico... Ma sai che Desenzano è in difficoltà,
In difficoltà, io dico... Vabbè, dai, non si può permettere di perdere altri punti per Esatto, strada. però non può permettere. 1-2, dai, 1-2 proprio 1-2. perché... No, per me... Poi andiamo, Arconatese Ospitaletto, Paolo, partiamo da Paolo. 1-1. Questa... Mi devo tagliare un attimo i capelli, cazzo. Poi andiamo È da... difficile, domenica è difficilissimo. Non scommetto più. Andiamo da Giacomo, 0-2. andiamo da Lorenzo, 0-1. Marco, 0-2. andiamo Angelo, 0-1. 0-1. Io ti dico 1-2. 1-2. Io dico un bel 0-3. Proprio crollo, dici, dopo questa, Ma sì, questa Ospitaletto, torre. cioè, da una mazzata, arriva lì, i primi 15 minuti, e tutti a casa, Arriva dai. la corazzata del Cioè, campionato d'Arconate, no? La sorpresa che si conferma. Chievo Verona Sant'Angelo, partiamo da Angelo. 3-0. 3-0, ma 3-0 è o- giusto per Sì, scaramanzia. tanto scaramanzia non esiste, via, dobbiamo vincere, basta, 3-0. Quindi 0-3. 0-3. Beh, scusami, 3-0, sì, 0-3. Minchia, stavo dicendo... Io stavo dicendo... Che cazzo è? Alzo le mani No, in no, io ho casa. sbagliato, 0-3. ho sbagliato. Ah, ok. Poi Paolo, 1-1. 1-1. Andiamo su, Laurino, 2-2. 2-2. Lorenzo, 2-2 anche per me. 2-2. Marco, 1-1. 1-1. Io mi accodo 1-1. 1-1. Io dico... Cazzo, è difficilissima però, È difficile, perché Chievo... Chievo ha fatto 12 Sta bene, punti. sta venendo su. Sì, e- 12 punti nelle 4 giornate di ritorno. ha fatto bene. Forma. Non è facile. Questa è Non è forse la più facile, difficile del ho detto che turno. è la più difficile. Però dico 2-1 per il Chievo. Scusami Angelo, eh. E poi Pro Palazzolo Presesto, partiamo da Marco. Cosa hai detto, scusami? Pro Palazzolo Presesto. Non avevo sentito, scusami. È la tua partita di domenica, cioè, voglio dire, se ancora non te l'hanno comunicata te lo dico io. Spero 2-1. Quanto? Spero 2-1. 2-1. Da noi, naturalmente. Andiamo da Angelo. 1-0. Cosa hai detto? Scusa, 1-0. 1-0. Andiamo da Paolo. 4-1. Meno male che eravate amici. È ufficialmente il risultato Meno più male largo. che sono amici, dai, Sono questa è la amici. volta buona che litigano più lunedì. Sai che è proprio oggi quel giorno. Sarà proprio oggi. Giacomo, 2-1. 2-1. Lorenzo, 1-0. 1-0. Allora, io nella speranza di prendere il primo reel all'esordio su D-Time, ti dico 2-1 marcatore Spaviero. 2-1 marcatore. Oh, cane. Pro Palazzolo Pro Sesto, io dico 3-1. E con questo chiudiamo. Io ringrazio Marco Gianardini, in bocca al lupo per il campionato. Creppi, grazie per l'invito. Bocca al lupo, direttore. Grazie a te. Angelo, ti saluto, grazie, sei stato gentilissimo. Ciao, grazie Ciao, mille. Angelo, buona grazie. serata. Tuo Ciao, fratello è ciao. più fortunato perché è dalla parte giusta in questo momento. No, non mi ha sentito, va bene, ha spento tutto. Meno era male, incazzato- da un lato era incazzato meno nero, male. ho detto, ma vaffanculo. Da un lato meno male. Allora, Laurino, Dici che ha detto che il Giacomo. Chievo vinceva, gli ha detto e non vedeva l'ora di andarsene. Dal tuo del Chievo è Era da finito 2 tutto. minuti che aveva già... Porco cane, oh, che È roba. finito le rose e i fiori. Giacomo, ti ringrazio, è stato gentilissimo. Grazie per l'invito, grazie Ciao, a voi. grazie a te, Buonasera, bocca al Giacomo. lupo. Paolo, ti lascio sempre per ultimo perché mi piace salutarti così da amico, quindi bravo. complimenti. I primi saranno gli ultimi saranno... No, è bravo, veramente sta facendo bene, glielo dico ogni volta, quindi non mi stancherò mai di grande dirlo. campionato. Tu Grazie. cosa pensi di Paolo? Non lo conoscevi tu, vero? No, non lo conoscevo, non ho avuto neanche l'opportunità di vedere una partita dell'Ospitaletto. Quest'anno vediamo se ci sarà questa... Anzi, sai che ti volevo chiamare Paolo, se facciamo adesso, fra poco c'è un big match, magari se volevate sulle telecamere, vabbè, dopo ti chiamerò e te lo dirò, se volevate sulle telecamere di Bepi, vabbè, vediamo. Vabbè, vediamo, quindi Paolo Musso, ti ringrazio, è stato un piacere averti Grazie qui. mille. Buona serata, Paolo. Grazie. Ciao. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao, grazie a te, ciao. Lorenzo,
Com'è andata? Com'è andato il ragazzo questa sera? Alla grande, un ottimo debutto direi. Dai, ho esordito bene da Io volevo fare la battuta quando vi ho visto tu senza capelli, ho visto Nicola. L'hai detto tu quando sono entrato, ho detto la stessa cosa, te lo giuro Lorenzo, te lo giuro su quello che vuoi. Siete letti veramente. Cosa devo farci? È così, dai, vabbè. cresceranno. L'Ospitaletto mi ha fatto un brutto scherzo. Va bene, detto questo, Lorenzo, grazie, ci vediamo, ci sentiamo poi durante la settimana io e te, va bene? Ciao Lorenzo, grazie. Ciao, grazie, ciao, buona è stato un serata. piacere. Ciao. Ciao, è stato un piacere. Ciao. Allora, prima di chiudere, considerazioni su com'è andata il debutto, com'è stato essere qui in Time. Ma allora, ti dico che è un'esperienza, nel senso che comunque li vedi fuori dal campo, quindi li senti fuori dal campo, ovviamente è una chiacchierata vera e propria, però comunque capisci determinate dinamiche che in campo non vedi, perché tu in campo vedi la squadra, vedi il rettangolo verde, vedi gol, vedi gli assist. Sulle tribune i direttori sono altre persone, perché comunque c'è la foga della partita, c'è tutto. Io lo faccio finire, ma la domanda era il debutto qua in Bepi, qua tra me e te. Ok, tanto scusa la digressione. Vabbè. No, ti dico, mi sono trovato molto bene, loro sono stati molto alla mano, molto vogliosi di rispondere, comunque sono persone molto alla mano, mi sono alla trovato... fine si diventa amici, comunque un gruppo Esatto, di amici, poi sono quegli stessi, giriamo, questi sono, non è che poi puoi andare. Vabbè, ti sei trovato bene? Io mi sono trovato molto molto bene, ti ringrazio soprattutto per questa, sperando che se vorrai fare un'altra, magari quando vincerà, se dovesse mai perdere l'Ospitaletto, io a questo punto verrò qui e dirò a questo punto sono Vuoi presente. farti una scommessa così? No, non la faccio perché poi dopo è un casino, perché non so come spiegarlo alla mia ragazza e tutto, quindi a questo punto io non farò la tua scommessa, Piero, mi tiro fuori. Va bene, regia, tu devi dire qualcosa che chiudiamo? No, niente da aggiungere. Ospitaletto, aggiungiamo qualcosa, no? Ti sei divertito? Ospitaletto, corazzata del campionato. Basta, niente, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto più volte. Lo confermiamo. Lo confermiamo. Va bene, buona serata a tutti. Ciao, buona grazie, serata a tutti, ciao. grazie. Let's get it.